Un vile gesto, quello compiuto nella giornata di domenica, giornata di Santa Lucia, che ha visto incendiare il portone della casa comunale di Favara. Tanta l'amarezza espressa dal primo cittadino della città favarese, Anna Alba, che afferma colpisce e offende l'intera comunità favarese. Diverse le manifestazioni di solidarietà all'amministrazione comunale di Favara, come quello fatto dalla Villa Grigentina. I detti atti vanno condannati senza se e senza ma. Solidarietà anche al gruppo dei consiglieri comunali di 5 Stelle di Porto Empedocle, quella del primo cittadino di Naro, onorevole Maria Grazia Brandara, quella del movimento dei consumatori Consumer, dal presidente avvocato Giuseppe Di Miceli, quella del gruppo parlamentare 5 Stelle all'ARS. Abbiamo anche sentito stamani la testimonianza in loco dell'ex sindaco Rosario Manganella e del presidente della Proloco Antonio Moscato. Ma io credo che si tratti di un atto di una persona un po' squilibrata o comunque di qualcuno che era, diciamo, un po' arrabbiato per i fatti propri. Non è sicuramente un atto politico, perché non c'è nulla di politico in questo incidente, chiamiamolo così, che si è perpetuato ai danni del Palazzo di Città, e comunque non mi pare che sia un attacco diretto alla sindaca del nostro paese. E io esprimo comunque ovviamente la mia solidarietà alla istituzione comune, alla stessa sindaca, nelle ipotesi in cui io mi sbagliassi, ma credo di non sbagliarmi. Speriamo che venga trovato colui il quale, o coloro i quali, ma io credo che si tratti di una sola persona, che abbia fatto questo gesto inconsulto, perché, ripeto, arrabbiato forse con se stesso. Ma sicuramente è atto da condannare, è un atto che fa così, mette in evidenza il disagio che molte persone vivono in questo periodo. Ma quello che bisogna attenzionare è che bisogna dare delle risposte alla gente, delle risposte in termini di lavoro, di occupazione. Non si giustifica nessun tipo di atto in un sistema democratico, quindi abbiamo già espresso anche come Presidente della Prologo solidarietà a tutta l'amministrazione, alla stessa sindaca, ma ricordiamoci che le istituzioni vanno sempre e comunque tutelate. C'è da accendere i riflettori invece su tante altre cose che non vanno, e purtroppo solo con i fatti così spiccioli di cronaca. Mi dicono che un noto parlamentare, di cui non voglio nemmeno nominare, ha acceso una discussione, ma deve conoscere meglio le sue e le proprie coordinate spazio-tempo per poter dare una valutazione sul mondo così che gira intorno a Favara, il mondo politico. Io negli anni ho fatto pure l'amministratore e devo dire che ci sono tantissime persone per bene.